salve a tutti. Oggi vi faccio un video un po' diverso. Vorrei dedicare questo video a un caro amico, Johnny, morto 5 anni fa. Cause sconosciute, purtroppo. Johnny era un patriota sardo di origine marocchina. I genitori erano marocchini. Avevamo un grande progetto, volevamo avviare un grande progetto, ci sentivamo praticamente quasi ogni giorno. E per il poco che ho fatto tempo a conoscere Johnny, abbiamo condiviso molte visioni, eravamo molto affini. Lui mi spiegava il pericolo che stavamo correndo noi se non ottenevamo l'indipendenza in breve termine. Un'indipendenza che, se a modo suo, a modo di vedere suo, doveva essere raggiunta per non essere cancellati via da questa terra e per non essere rimpiazzati da altre popolazioni. Conosceva benissimo il problema dell'immigrazione di massa e con lui non c'erano scusanti di accusarlo di razzismo. Anche lui era a favore della reimmigrazione, peccato che era di origine marocchina, e diceva che non tutti meritavano di stare in Sardegna, che c'erano degli individui che non meritavano di calpestare il territorio sardo. Lui aveva una visione, mi diceva: dobbiamo chiudere assolutamente questa emorragia che c'è sia da chi sta uscendo, di giovani che scappano dalla Sardegna, sia di chi sta entrando. E mi diceva quanto fosse pericoloso l'Islam. Lui, nato in una famiglia musulmana, ha ripudiato l'Islam, l'ha ripudiato, perché lo riteneva una delle ideologie più aberranti che abbia mai partorito il genere umano. Se fosse ancora vivo, io lo so che Johnny mi sta ascoltando da qualche parte, se fosse ancora vivo, probabilmente lo saprebbe spiegare molto meglio di me. Da Johnny ho capito una grande lezione, che non serve essere nato in Sardegna per essere sardo. Non basta essere figlio di sardi per essere sardo. Per essere sardo bisogna incarnare uno spirito. Johnny pensava da sardo, parlava sempre in sardo, vestiva in una maniera da essere indistinguibile dai sardi, vestiva calzoni in velluto e camicia ogni giorno e parlava il dialetto sassarese stretto, dialetto non della zona di Sassari stretto, per cui parlava turritano. Era orgoglioso di essere sardo, ma molto più orgoglioso di certa gente che è nata figlia di sardi. E discutevamo sull'origine della nostra bandiera. Lui conosceva benissimo, molto più dei sardi, cosa vuol dire la bandiera sarda. E mi diceva che quella bandiera era una bandiera che era stata scelta dai sardi durante la cacciata dei musulmani, gli stessi islamici che il suo popolo di cui era originario, cioè i nordafricani originari, che erano i berberi, che parlavano una lingua che era l'afro-romanzo, che era molto simile al sardo, molto simile. Sono stati rimpiazzati da orde di barbari provenienti dal Medio Oriente, che hanno cacciato via la popolazione originale e si sono insediati. Tant'è che mi faceva, ogni notte noi parlavamo di queste tematiche e lui mi faceva vedere l'architettura berbera, tutte le connessioni che c'erano con una certa Sardegna. E mi faceva vedere i danni che aveva fatto l'Islam alla loro cultura. E lui diceva: noi dobbiamo svegliare i sardi prima che sia troppo tardi, perché l'Islam non si ferma, l'Islam va avanti, avanza imperterrito, spazza via tutto ciò che si trova davanti. Tant'è che mi parlava che la lingua originale del Nord Africa si è estinta, l'afro-romanzo si è estinto, se non parlato in qualche remota zona dell'entroterra saraiano, di qualche tribù che continua a scappare dalle persecuzioni degli eserciti dello Stato marocchino, degli eserciti dell'Egitto, che continuano a perseguitare quei berberi che non si sono convertiti all'Islam, perché esistono ancora. Ci sono delle popolazioni che hanno resistito all'Islam. Johnny era molto informato su questa cosa e diceva che i berberi erano molto più simili ai sardi, avevano molto più a che fare con i sardi che non con gli arabi, e che addirittura gli arabi erano i più razzisti che la storia abbia mai conosciuto. Non si considerano neanche africani, si considerano proprio arabi. E mi ha detto: vedrai una violenza crescente in Europa, arriverà anche in Sardegna, noi dobbiamo prepararci. Mi diceva sempre questa cosa. E avevamo un grande progetto di fare una campagna di informazione per creare una coscienza nazionale pansardista. Che cos'è il pansardismo? Il pansardismo è l'unificazione
della vecchia entità sardana, che comprendeva Sardegna e Corsica, esattamente come stabilito nelle nostre bandiere. Cosa vogliono dire le nostre bandiere? Ne parlavamo di notte con Johnny e lui mi pose questo studio. Figuratevi, un figlio di marocchini che fa uno studio sulla bandiera nazionale sarda e la conosceva meglio dei sardi. Secondo gli studi di Johnny, la bandiera sarda venne per la prima volta studiata dallo storico spagnolo Jaime Pinto nel 1625, in cui si raccontava che i sardi scelsero la croce di San Giorgio come simbolo eroico. San Giorgio è quel santo che ha ucciso il drago. È una leggenda, ok? Però i sardi lo presero come atto di coraggio di sfidare il drago, perché erano imperversati dai musulmani, che facevano le loro scorribande in Sardegna esattamente come le facevano in Nord Africa. Il Nord Africa è collassato, non sono riusciti a cacciarli purtroppo, sono dovuti scappare e hanno preso il dominio, mentre i sardi invece sono riusciti a sconfiggere i dominatori e a decapitare i re musulmani del califato di Musetto che dominavano in Sardegna e in Corsica. Tant'è che la Sardegna ha la croce di San Giorgio con le quattro teste dei mori mozzate a monito degli invasori. Da quel momento i sardi adottarono il simbolo dei quattro mori come simbolo di popolo libero dalle dominazioni straniere. Questa era la grande lezione che mi ha dato Johnny. E come popolo libero dovevamo restare, perché quel simbolo non rappresenta la cristianità come dicono molti, un simbolo spagnolo, perché nasce molto prima della dominazione spagnola. E solo i sardi avevano questo simbolo con le teste dei mori mozzate, nonostante la croce di San Giorgio fosse stata poi applicata nelle bandiere di mezza Europa. Perché proprio i sardi avevano la testa dei mori mozzata nella loro bandiera? Perché dopo aver liberato la Sardegna vedevano i loro commerci minacciati ancora dalle invasioni islamiche che perversavano in mezza Europa, dove andavano a fare razzie, a prendere schiavi, prendere donne, catturarle come schiave e venderle come oggetti. Gli islamici, i popoli arabi, hanno una grossa storia di schiavitù, ma a confronto gli occidentali non sono nulla in confronto allo schiavismo dei musulmani. La parola schiavo è un'arabizzazione di slavo, cioè loro identificavano tutti i bianchi europei come slavi. Era inteso già che ci dovevano vendere come schiavi. E Johnny mi insegnò questa storia, che la nostra bandiera è stata consegnata solo a noi sardi, perché noi abbiamo guidato la più grande battaglia che l'Europa ha mai visto contro gli invasori stranieri. Nonostante c'è qualcuno che oggi vorrebbe l'indipendentismo meticcio, includendo anche i musulmani, non è fattibile. Non è una questione di etnia, non è una questione di razza, perché Johnny era un grandissimo nazionalista sardo, ma proprio grande, ma proprio aveva una forte identità, molto più forte di tanti altri sardi. E i sardi, dopo aver liberato la Sardegna, partirono verso la Toscana per incontrare altri resistenti, soprattutto pisani, che combattevano contro i musulmani, sino a liberare tutto il sud della Francia attraverso un'alleanza, potremmo dire cristiana, perché al periodo era la civiltà cristiana, anche se a qualcuno non piace, e finì nel 1096 con la vittoria ad Alcoraz, in Spagna. Tant'è che ad Alcoraz c'è una chiesa con tutti i vessilli di tutti gli eserciti che hanno combattuto per liberare l'Europa dall'Islam, con i sardi in testa, i sardi e i corsi in testa. Da quel momento i sardi e i corsi sono anche entrati come guardiania del Papa, e poi il Papa ha tradito ovviamente queste promesse perché ha dato il via libera per l'invasione della Sardegna da parte degli spagnoli, ma questa è un'altra storia che racconteremo in un altro momento. Tant'è che ad Alcoraz comunque ci sono scritti anche tutti i Padre Nostro, in questa chiesa ci sono scritti tutti i Padre Nostro in tutte le lingue degli eserciti che hanno combattuto quella battaglia di civiltà. Quella era una battaglia di civiltà. Questa storia è stata infangata da una speculazione ideologica di alcuni accademici ascari e italiani nel 1999, dove vuole che la Sardegna sia stata un'alleanza sardo-pisana legata dallo stemma voluto da Papa Bonifacio VIII. Ma in realtà Bonifacio VIII, quando i sardi usavano già quello stemma, aveva autenticato che i sardi usassero quel simbolo. Questa speculazione ideologica vuole che i pisani siano andati in aiuto dei sardi
contro i saraceni, ma in realtà sono i sardi ad essere andati in aiuto ai pisani. Questa è una falsa narrazione per giustificare poi la conquista della Sardegna da parte dei pisani e della penisola italiana. Per farci dire che se noi siamo stati liberi lo dobbiamo ai continentali. Non è così. Il simbolo della Sardegna entra a far parte della corona d'Aragona nel 1300. Infatti il simbolo dei quattro mori viene aggiunto nella chiusura di tutti i documenti di Re Giacomo II, morto nel 1326, Afonso Benigno e Pietro IV. Solo dopo il 1300 è iniziato a essere un simbolo all'interno della corona spagnola, ma comunque rappresentava ancora i sardi. Per quello i sardi hanno continuato a mantenerlo. Che poi la bandiera, entrando nel Regno di Spagna, una volta diventato impero, il simbolo della Sardegna, la bandiera dei quattro mori, diventa uno dei simboli dei possedimenti imperiali della Spagna. Viene disegnata nel corteo funebre di Carlo V e solo al tempo dei re cattolici, soprattutto dall'epoca di Carlo V, che troviamo i quattro mori come simbolo del Regno di Sardegna fra gli innumerevoli possedimenti dell'imperatore, fra i quali il libro stampato nella famosa stamperia di Platin di Anversa, dove rappresenta il corteo funebre dello stesso sovrano, composta da alfieri, cavalli bardati con le insegne di ciascuno stato, tra cui anche la Sardegna. In Sardegna, su documenti sardi, la prima sicura attestazione dello stemma è sul frontespizio degli atti del braccio militare del Parlamento sardo, i Capitols de Court d'Estament Militar de Sardegna, stampato a Cagliari nel 1591. In quest'epoca, ormai i ricordi delle lunghe e spesso fratricide guerre col giudicato de Arborea andavano scemando. I coloni iberici, che si erano ormai inseriti col passare delle generazioni nella società sarda, erano divenuti parte integrante e si erano impossessati del simbolo dei quattro mori. Ci siamo? Loro si erano impossessati a posteri che quel simbolo rappresentasse i sardi. Quando ci raccontano la storia che quello è un vessillo spagnolo, è una cosa per deviare la nostra storia, ricordatelo. L'inserimento di un'organizzazione politica in cui non solo la Sardegna, ma anche l'Aragona e la Catalogna erano piccole componenti di questo impero, fecero sì che, accanto all'adesione dell'ideologia imperiale asburgica, si rinvigorisse anche il senso di appartenenza a quel piccolo stato rappresentato dai quattro mori. Durante i secoli i quattro mori della bandiera e dello stemma furono raffigurati in modo diverso, senza benda, con la benda sugli occhi o sulla fronte, girati verso destra o verso sinistra, colorati, la bandiera senza mori con la corona, a coroli invertiti, secondo l'epoca storica, secondo i gusti dell'artista caricato, come quello che, sotto la guida di Diego Velázquez e Francisco de Zurbarán, gli effigiò sul palazzo di Buen Retiro a Madrid. Per tutto il periodo delle monarchie iberiche, l'origine del disegno del simbolo della Sardegna aveva le bende in fronte, e questo simbolo è stato rispettato così, sino a quando poi i piemontesi non l'hanno cambiato con le bende sugli occhi. Ma comunque, anche nel Regno di Spagna, quel simbolo rappresentava solo i sardi. Solo i sardi! Non era un simbolo spagnolo, nonostante i governanti mandati dalla Spagna in Sardegna si erano impossessati di quel simbolo dopo 500 anni dalla sua origine. Però quel simbolo è stato continuato a usare dai sardi, perché rappresenta i sardi. L'albero eradicato del giudicato di Arborea rappresenta una battaglia dei sardi. Per cui quando gli aragonesi, catalano-aragonesi, avevano il simbolo dei quattro mori, se ne sono impossessati, esattamente come lo Stato italiano si è impossessato del Partito Sardo d'Azione. Il Partito Sardo d'Azione delle origini non era Ascaro, attaccato alla Lega. La stessa cosa è per la bandiera dei quattro mori. Ci siamo? Questa è la grande lezione che mi ha lasciato Johnny. Johnny era un grande patriota, un grandissimo patriota, che oggi potrebbe darci tante lezioni. E quella nostra bandiera rappresenta la lotta
che abbiamo fatto contro i musulmani per essere uomini liberi. E invito tutti i nordafricani a risvegliarsi, a ricercare la loro cultura originale che è stata spazzata via dagli arabi, che ha instillato il seme dell'odio, il seme dell'inciviltà, perché l'Islam è l'inciviltà, è un'arma di matrice ebraica per controllarvi meglio. L'Islam crea una falsa narrazione per staccarvi da quella che è la vostra reale storia, quello che è il vostro reale collegamento con il Mediterraneo. Risvegliatevi. Io mi rivolgo ai patrioti sardi, che sono magari di origini diverse, ma che hanno un forte senso nazionalista, un vero senso nazionalista, come lo aveva Johnny, dove diceva che noi dovevamo fermare queste barbarie, dovevamo unirci con la Corsica e utilizzare i loro stessi metodi. Lui stesso mi aveva aperto un mondo verso la Corsica che io non conoscevo, devo ammetterlo, non conoscevo. Mi ha fatto aprire un mondo verso la Corsica e mi ha fatto vedere come i corsi reagiscono alle provocazioni dei musulmani. Apriamo gli occhi. Tutte queste violenze, al di là che poi dietro ci possa essere il Mossad, che paga questi movimenti terroristici e sfrutta anche l'Islam per distruggere intere popolazioni, come ha fatto in Siria, come ha fatto in Iran. In Siria non c'era la teocrazia islamica, in Siria erano liberi. Poi è arrivato l'Islam. Andatevi a vedere le foto della Siria degli anni 70. In Iran erano liberi, avevano un'altra religione. Avevano una religione molto diversa dall'Islam. Gli iraniani sono i persiani, avevano una religione molto diversa dall'Islam. L'Islam è arrivato e ha fatto piazza pulita anche lì. È una minaccia e dobbiamo capirlo. Metto un piccolo assunto di che cosa c'è scritto realmente nel Corano da un video di Professor Corrias, che saluto, ho criticato tempo fa, ma non personalmente lui. Però Professor Corrias ha espresso cos'è realmente l'Islam, perché è distruttivo per tutti i popoli, soprattutto per chi è nato in mezzo a una civiltà islamica, che si deve liberare da quell'ideologia antiumana, esattamente come l'ebraismo, e il Torat, tutti questi estremismi in religioni sono la piaga, insieme alla massoneria, di questo mondo. Quello che veramente crea le guerre sono queste religioni, compreso la massoneria, che è la religione per eccellenza, perché le include tutte. Sura 291. Uccidete i miscredenti ovunque li incontriate. Sura 216. Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite. Sura 484. Combatti dunque per la causa di Allah. Sei responsabile solo di te stesso e incoraggia i credenti. Forse Allah fermerà l'acrimonia dei miscredenti. Allah è più temibile nella sua acrimonia, è più temibile nel suo castigo. Sura 857. Quelli che non credono non si illudano, non prevarranno. Preparate dunque contro di loro forze e cavalli. Sura 9.5. Uccidete questi miscredenti ovunque li incontriate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Sura 9.29. Combattete coloro che non credono in Allah, che non scelgono la religione della verità, affinché non versino umilmente il tributo e siano soggiogati. Sura 9.30. Hanno preso il Messia, figlio di Maria, come Signore all'infuori di Allah. I Nazareni dicono: il Messia è figlio di Allah. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti. Gli annienti Allah. Sura 923. O voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi. Sura 47.4. Quando dunque incontrate in battaglia quelli che non credono, colpiteli al collo, e quando li avete massacrati di colpi, stringete bene i ceppi. Così dovrete fare. Io e Johnny parlavamo ogni notte di queste cose. Ogni notte. Ci sentivamo ogni giorno. E mi parlava di questo pericolo dell'Islam. Mi parlava di cose inenarrabili che succedevano nei paesi del Nord Africa per colpa degli islamici. Qua non si tratta di etnia, qua non si tratta di razza. Si tratta di un'ideologia pericolosa quanto il nazismo, quanto il sionismo. Se volete presentiamo anche il sionismo. Qualcuno potrebbe dire: sono passati dei secoli da questo problema. No, perché gli ultimi accordi presi dall'Islam
su chi appoggiava dei gruppi radicali islamici, prima di tutto Israele, che ha finanziato Hamas. Che Hamas è un partito nato in Egitto e portato in Palestina contro gli stessi palestinesi. Molti palestinesi sono stati uccisi da Hamas. I palestinesi non sono d'accordo con Hamas, si trovano oggi a combattere con Hamas solo per il semplice motivo che devono sopravvivere. Ma i palestinesi non sono dalla parte di Hamas. Chi vi racconta questa cosa vi racconta una narrativa di Israele. Hamas è funzionale all'esistenza di Israele. Torniamo alla Sardegna. I musulmani sono stati introdotti all'interno del nostro territorio già in epoca fascista, perché Mussolini ha preso degli accordi con i musulmani. Mussolini finanziava degli ascari in Africa musulmani, provava un'ammirazione per l'Islam. L'Islam è compatibile col fascismo. Mussolini vedeva nei valori islamici un enorme collante, tant'è che è stato eletto protettore dell'Islam. Si è autoproclamato protettore dell'Islam e ha fatto costruire tantissime moschee Mussolini. Per cui da antifascista mi sento anche anti-islamico, da nazionalista sardo lo dico. Perché essere sardi vuol dire anche essere anti-islamici. È quello che rappresenta la nostra bandiera. Qualcuno cerca di appiopparci indifferenze tra destra e sinistra, non ce ne fotte un cazzo di queste ideologie. Non ce ne fotte un cazzo. Noi le respingiamo perché sono modi di pensare continentali. Noi siamo antifascisti. Siamo contro il fascismo perché il fascismo ha portato avanti una politica coloniale in Sardegna di italianizzazione forzata, di sostituzione etnica attraverso migliaia di masse di continentali portate in Sardegna cercando di rimpiazzarci e cercando di scatenare una guerra razziale. Non ci sono riusciti perché noi non siamo come i continentali, noi non siamo razzisti come i continentali, no, noi non aderiamo alle loro idee malate, alle loro ideologie malate. Noi siamo un'altra cosa. E anche perché hanno invaso e ci hanno separato da 400 anni dalla nostra sorella storica che è la Corsica, che è la nostra nazione gemella. Noi dovremmo tornare uniti come quando i corsi erano uniti alla civiltà nuragica. Perché noi con i corsi siamo un tutt'uno, solo che ce lo siamo dimenticati, perché i continentali ci hanno giocato, si sono spartiti, la nostra nazione o le nostre due nazioni gemelle, perché la nostra visione del mondo non può essere paragonata, non può essere una brutta copia della visione continentale, non possiamo essere etichettati nei loro contenitori politici, quindi respingiamo a mittente tutte le etichette di fascismi, comunismi e tutta la porcheria che ne è venuta dal continente. Noi siamo sardi, appartenenti al blocco sardo-corso e facciamo parte di quei popoli sardo-corsi. Perché siamo popoli sardo-corsi? Perché il popolo corso nasce in Nord Sardegna, tant'è che la tribù dei corsi era situata in Gallura. I galluresi, etnicamente parlando, si chiamano corsi di Sardegna, perché parlano la parte più arcaica della lingua corsa e sono collegati direttamente all'origine delle tribù corse. Da lì è nata la civiltà torreana, che è la civiltà gemella della civiltà nuragica. E noi non siamo paragonabili alla storia delle altre nazioni europee, noi siamo una cosa a parte, questo deve entrare in testa. Non accettiamo paragoni con la civiltà romana o la civiltà greca, che sono un'altra cosa. Sono un'altra cosa. Noi siamo un'altra cosa e dobbiamo riprendere la nostra dimensione sardo-corsa. Oggi gli unici che rispondono alla minaccia islamica che sta invadendo l'Europa sono proprio i corsi. E noi abbiamo tanto da imparare da loro. Ma gli unici che reagiscono in maniera efficace sono loro, senza essere scambiati per le varie etichette che ci danno i continentali. Perché i continentali hanno sempre giocato sulle etichette su di noi. E noi dobbiamo uscire da quel meccanismo perché non siamo come loro, siamo un'altra cosa. E Johnny diceva esattamente questo. Era questa la grande lezione che mi ha aperto gli occhi. Ci è voluto uno di origini marocchine per aprirmi gli occhi, figuratevi come siamo indietro noi sardi. Per cui riprendiamo la strada corsa. I corsi non si fanno accoltellare come è successo all'altro ragazzo ad Olbia, dove un islamico ha coltellato al collo per futili motivi, per i versi del Corano che ci sono scritti, un ragazzo ad Olbia. Non cercano di fare la Tarush Gamea come è successo a Selargius o come è successo a Cagliari o come è successo a Sassari in questi ultimi 3 anni. Per cui riprendiamo da dove avevamo lasciato, dal simbolo della nostra bandiera, di non farci dominare dai primi coglioni che arrivano. Di spirito natalizio per le vie di Ajaccio ieri sera. Alcune centinaia di persone si erano radunate in strada per una manifestazione spontanea in solidarietà con 2 pompieri e un agente rimasti feriti la sera della vigilia in un'aggressione a tradimento. Ma gli animi si sono surriscaldati e un gruppo di giovani ha deciso di prendere d'assalto un vicino centro islamico. Al grido di fuori gli arabi hanno devastato la sala della preghiera, mandando in frantumi vetrate e gettando sull'asfalto copie del Corano, cercando anche di dargli fuoco.
Il governo francese, attraverso il primo ministro Valls e il ministro degli interni Cazeneuve, ha stigmatizzato quanto avvenuto nel capoluogo della Corsica, sia l'agguato ai pompieri che l'assalto al luogo di culto, episodi che aumenteranno la soglia di rischio terrorismo in tutta la Francia, dove nel solo primo semestre del 2015, ovvero prima degli attentati del 13 novembre, sono stati censiti 274 tra atti e minacce contro esponenti islamici. Non provate a toccare la Corsica e i corsi, questo è il messaggio inviato all'ISIL dagli indipendentisti del Fronte di Liberazione Nazionale Corso del 22 ottobre. Il gruppo clandestino, che ha ufficialmente abbandonato la lotta armata, rimette il passamontagna e scrive un comunicato per lanciare un avvertimento ai terroristi islamici. In caso di attentato, l'FLNC, che ha già dimostrato in passato di saper maneggiare le armi, promette una risposta determinata. Nell'isola c'è già stato un periodo di tensioni intercomunitarie alla fine dell'anno scorso, con la devastazione di una sala da preghiera islamica in risposta all'agguato teso a una squadra di pompieri che interveniva in un quartiere di Ajaccio a maggioranza magrebina. Una moschea e un kebabaro attaccati ad Ajaccio, in Corsica, da alcuni dimostranti, semidistrutto il luogo di culto dopo che un gruppuscolo di persone si è reso protagonista di questi eccessi antimusulmani. In molti stanno cercando di mettere il cappello su queste proteste, chi le critica, come le autorità, e chi le giustifica, come il Fronte Nazionale e la destra. Il prefetto ha affermato che queste manifestazioni sono indegne e che nessuno potrà farsi giustizia da solo. Certains imaginent se faire justice eux-mêmes. In realtà le cose sono un po' più complicate. In settimana i pompieri arrivano nel quartiere dei Giardini dell'Imperatore, luogo difficile ma senza una maggioranza di popolazione musulmana. Qui sgombrano pneumatici e altro materiale che sembra sarebbe stato usato per fare fuochi e barricate per proteste violente. La sera di giovedì i pompieri vengono attirati nel quartiere da un incendio doloso. In realtà è un'imboscata, 2 vigili e un poliziotto sono feriti. Centinaia di persone tornano venerdì ai Giardini dell'Imperatore per sostenere i vigili, ma alcuni dei manifestanti vogliono farsi giustizia da soli e attaccano la moschea. La manifestazione iniziale però non era nata come protesta antimusulmana.